Nuova ondata di maltempo sul Veneto, nubi, fragi, grandinate da Padova a Treviso, decine di interventi dei vigili del fuoco per capannoni scoperchiati, allagamenti e alberi caduti. Tra poco gli aggiornamenti. Ancora un femminicidio in Veneto, a Musile di Piave, il 44enne ha ucciso l'ex moglie che da 2 settimane lo stava ospitando in casa. L'uomo non si rassegnava alla fine del loro matrimonio. Lite tra 2 cittadini stranieri che degenera a Campomarzo a Vicenza, spunta un coltello, uno dei 2 rimane a terra ferito al collo, tutto davanti a decine di persone che stavano prendendo l'aperitivo. Attesissima 2 Carrare la fiaccolata di cittadini e istituzioni contro il centro commerciale che dovrebbe sorgere di fronte al Castello del Cataio, ma ci sarà un'assenza pesante, quella del sindaco. Provincia a rischio fallimento in Veneto a causa dei tagli ai bilanci e al personale, la situazione è drammatica, denuncia la CGIL, oltre che grave per la sicurezza di alcuni servizi che le province non riescono a erogare. Ennesimo episodio di maleducazione a Venezia, un gruppo di ragazzi in mutande si è tuffato dal ponte di Calatrava, una bravata che ha indignato l'intera città e promette il sindaco sarà duramente punita. Al via la rassegna musicale Suoni di Marca a Treviso, 20.000 persone tra sabato e domenica per assistere ai primi concerti sulle mura della città e stasera è il turno di Alex Britti. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto, dunque avremo aggiornamenti in diretta perché il maltempo è ancora tornato a colpire duramente le nostre province, quindi tra poco capiremo qual è la situazione reale. Cominciamo intanto con la cronaca di quanto avvenuto nelle scorse ore nel veneziano, vediamo. In meno di 2 ore oltre 50 interventi sono stati eseguiti dai vigili del fuoco di Mestre che nel pomeriggio hanno avuto un grande affare per soccorrere chi è stato sorpreso dal fortunale che ha scaricato acqua e vento forte nel veneziano. I danni maggiori fra Noale, Salzano e Maerne, dove i pompieri si sono precipitati per il taglio di numerose piante cadute sulle strade, sulle abitazioni e sulle macchine in sosta. Fortunatamente il maltempo non ha causato il ferimento di persone, ma la paura è stata tanta. Sotto shock gli occupanti di una barca che si trovava nei pressi di San Giuliano e che il vento ha rovesciato. L'imbarcazione è stata recuperata dai vigili del fuoco che hanno tratto in salvo i passeggeri finiti in acqua. Interventi anche a Martellago, Campagna Lupia, fra la Riviera del Brenta e il Miranese fino a San Donà di Piave. L'ondata di temporali potrebbe proseguire fino alla mattinata di mercoledì, secondo le previsioni dell'ARPAV. Il Centro di Protezione Civile regionale ha perciò prorogato lo stato di attenzione fino alle 8 del 26 luglio ed è valevole per tutto il territorio regionale. Tra poco appunto torneremo a capire anche quello che è successo nel Trevigiano, intanto tetti scoperchiati, allagamenti, alberi pericolanti, vediamo solo un'ultima ora, i temporali che imperversano al primo pomeriggio in larga parte del Veneto hanno prodotto danni ingenti e decine di interventi da parte dei vigili del fuoco. Tra le province più colpite via il Trevigiano, a Quinto un capannone industriale è stato scoperchiato dal forte vento, mentre a Crocetta sono volate via molte tegole dalle case, a Pianezze un fulmine ha colpito e ucciso 5 mucche che stavano pascolando in malga. Tra poco altri aggiornamenti. Ora torniamo invece al femminicidio avvenuto a Musile di Piave, dove una 38enne, sapete, è stata uccisa per mano dell'ex marito che proprio non si voleva rassegnare alla fine della loro storia. Era circa 2 anni che si erano lasciati e i dettagli nel nostro servizio, oggi la grande commozione da parte di amici e parenti che non hanno più la loro Mariarca. Respirava ancora dopo le 3 coltellate per mano dell'ex marito Maria Archetta, per tutti Mariarca, 38 anni. I vicini di Pianerottolo raccontano del suo pianto quasi rassegnato come quello di una bimba ieri all'ora del delitto. Solo senti piangere, anche io ho paura, non aprire la porta, solo dentro. Stava piangendo tutta la mattina. Tu cosa hai pensato quando hai sentito questa signora che continuava a piangere? Avevo pensato che sta piangendo un bambino. È stato proprio il suo assassino, Antonio Ascione, l'ex marito, 44 anni, a chiamare i carabinieri e confessare l'efferato delitto avvenuto nelle prime ore del mattino in questo palazzo, al civico 11 di Via Dante, a Musile di Piave, dove i sanitari subito sul posto hanno tentato di rianimarla, ma senza esito. Sgomento e rabbia tra i vicini, ancora sotto shock, increduli, ci mostrano le finestre di casa di Maria Archetta inesorabilmente chiuse.
Secondo piano qua, mi sembra se qua. Diceva che si erano trasferiti da poco qui. Sì, 4 mesi mi sembra, così. E suo figlio giocava col bambino più piccolo? Sì, un bambino 9 anni. Nel terrazzo, momenti di vita di una famiglia ora distrutta. Il pallone da calcio e appesi sullo stendino i vestiti e la maglietta dei suoi ragazzi, un maschietto di 9 anni e la ragazza di 14. Maria Arca, separata da tempo, voleva divorziare da quel marito con cui litigava sempre più spesso, per questo si era anche da poco trasferita qui al nord, da Torre del Greco. A marzo, sui social, il suo post quasi profetico: gli uomini dovrebbero amare la nostra libertà. Donna solare e generosa, dice oggi il prete di Musile di Piave. Sono arrivato a capire che è stata una donna anche abbastanza particolare, quindi anche riflessiva, anche contemplativa della vita. Non può scrivere così parole così belle se non avesse un certo senso anche di interiore ricchezza. Denunciassero un po' più la cosa e sfilassero più. Però non possiamo, a noi dispiace solo per i bambini. E come avete visto, Musile di Piave è una comunità sotto shock nelle ultime ore. Stamani bandiera mezz'asta davanti al municipio, nel cui androne è comparsa tra l'altro un'installazione dedicata alla violenza, alla lotta e alla violenza contro le donne. Una sedia occupata da una sciarpa rossa, un segnale che individua un'assenza che avrebbe dovuto essere presenza. È uno dei tanti simboli che in questi anni le associazioni hanno installato come monito contro la violenza di genere, che il giorno dopo il brutale omicidio di Maria Archetta Mennella il sindaco di Musile di Piave ha scelto di sistemare all'ingresso del municipio, di fronte a cui sul pennone sventola la bandiera mezz'asta. È un duro colpo per la sua comunità. Sì, anche perché è un fatto unico nel suo genere qui a Musile, quindi la comunità non è abituata e nemmeno vogliamo abituarci a questo tipo di cose. L'8 marzo scorso in municipio è stato inaugurato lo sportello di ascolto e consulenza per donne vittime di violenza e già nei primi 4 mesi il bilancio dell'attività racconta una situazione drammatica. Dall'apertura si sono rivolte 7 donne al nostro centro, al nostro sportello, e 5 sono state prese effettivamente in carico con alcuni servizi. Sono donne sia italiane ma anche straniere, e avere già questo numero è un dato importante. Dobbiamo cercare di superare però la ritrosia proprio delle donne di manifestare il loro disagio. Una difficoltà grande, racconta il primo cittadino di Musile di Piave, che passa attraverso il superamento della vergogna e della paura, sentimenti che ostacolano il cammino verso la rinascita e la riconquistata libertà delle donne. Quella libertà negata a cui Maria Archetta aspirava per sé e i suoi 2 figli. A Musile erano arrivati da 4 mesi, ma all'anagrafe non era ancora stata presentata domanda di residenza. Dalla sentenza di separazione dal marito, il nuovo nucleo familiare aveva già cambiato casa 4 volte. Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda invece il maltempo che ha colpito duramente la nostra regione. Nel Padovano la caduta di un albero ha causato la chiusura temporanea di una strada. Le squadre dei soccorritori insieme alla Capitaneria di Porto invece hanno prestato soccorso sul lago di Garda agli occupanti di un'imbarcazione, ad alcuni surfisti che si sono trovati improvvisamente in difficoltà. A Venezia abbiamo già sentito una prima parte della nostra cronaca che riguarda in particolar modo Mestre. In Venezia in provincia sono state una 60ina le richieste di soccorso, in larga parte per alberi pericolanti. Una bomba d'acqua infine si è verificata a 9 nel Vicentino, causando l'allagamento di garage e scantinati. Torniamo al Trevigiano, vediamo che cosa è accaduto soltanto poche ore fa. Ondata di maltempo sulla Marca, nella morsa di vento, grandine e pioggia battente. Paura a Trevignano per l'arrivo di una tromba d'aria. A Colle Umberto una pianta si è abbattuta sopra un'abitazione in via Tagliamento. A Quinto di Trevise in via Brilli un capannone è stato scoperchiato dalle forti raffiche di vento, con i vigili del fuoco impegnati nell'operazione di messa in sicurezza dello stabile. Ad Asolo, fossati colmi come fiumi che scorrono a ridosso di strade e case. A San Pelaio di Treviso il maltempo ha causato un blackout in una parte del quartiere, così anche a Biadene e Pederiva. Ripercussioni e disagi oltre che su strade e sul traffico anche lungo le ferrovie, con treni da Belluno a Castelfranco e Treviso che hanno registrato forti ritardi. Nel primo pomeriggio di oggi effettuati già una 40ina di interventi da parte dei pompieri per la messa in sicurezza di piante, pale e cornicioni pericolanti, specie
invece nella zona di Montebelluna, Crocetta del Montello, Castelfranco e Treviso. Il maltempo ha anche provocato la caduta sulla strada Feltrina di un albero di Villa Guido Mangilli. Sul posto è intervenuta Veneto Strade. Gli operai comunali e i volontari della protezione civile sono intervenuti anche per rimuovere un albero caduto lungo lo stradone del Bosco ed alcune ramaglie sono cadute anche in via Foresto. Con gli interventi in corso fino alla serata, più di una trentina le richieste di aiuto al vaglio della sala operativa del 115. E ha destato molto scalpore il servizio, quella cronaca che abbiamo raccontato sabato nei nostri telegiornali. Il sindaco di Oderzo ci ha segnalato, lo sapete, di una coop che offre per stage nelle aziende giovani migranti a 400 euro al mese, definendoli umili, volenterosi, con un'ottima resistenza fisica e senza alcuna pretesa dal punto di vista retributivo. Ora insorge la CGIL e i sindaci denuncino questi episodi a sindacati e forze dell'ordine. Profughi proposti come stagisti alle ditte con stipendi da 400 euro al mese e testuale senza pretese retributive. Il caso denunciato dal sindaco di Oderzo Maria Scardellato, raccontato da Antena 3, fa il giro d'Italia e fa saltare sulla sedia il segretario generale della CGIL Treviso, Giacomo Vendrame. Oltre a gridare allo scandalo bisogna essere immediatamente operativi e quindi il sindacato è qui che ci segnalino i sindaci se hanno queste cose, voglio dire alle organizzazioni confederali per poter intervenire o loro intervengano direttamente con le autorità, perché è una situazione che non si può assolutamente tollerare da nessun punto di vista e bisogna bloccarla immediatamente sul nascere. I sindacati avevano più volte prospettato in passato questo rischio a fronte dell'arrivo dei richiedenti asilo e della loro complessa gestione. Purtroppo la situazione per quanto riguarda alcuni immigrati, in particolare richiedenti asilo, è delicata e in qualche modo è prevedibile che succedano queste cose. Bisogna intervenire immediatamente per evitarlo, a garanzia di tutti, compresi i richiedenti asilo. I migranti sono gentili, umili, volenterosi, con un'ottima resistenza fisica e senza alcuna pretesa dal punto di vista retributivo, professionale o di turnazione, si legge testualmente nella nota della Coop, messo nero su bianco. Se si permette di mettere nero su bianco bisogna stroncarlo immediatamente, bisogna da questo punto di vista avere tolleranza zero per davvero, perché altrimenti rischiamo veramente una degenerazione pericolosa, tra l'altro con la strumentalizzazione del fatto dei richiedenti asilo e dei lavoratori immigrati in genere, non ce lo possiamo permettere. Un richiedente asilo, tra l'altro, ospite a Mogliano, nel tardo pomeriggio di sabato è stato investito da un'auto. L'avevo detto, prima o poi sarebbe successo, così ai nostri microfoni il presidente di quartiere a Zerman. Vediamo. A terra ancora le tracce di sangue di quella che poteva essere una tragedia. Sabato, poco dopo le 17, un ragazzo di 22 anni di origini nigeriane, ospitato nella struttura di Zerman e in sella alla sua bicicletta, sta percorrendo via Preganziol. In quel momento imbocca la stessa strada anche una macchina. All'improvviso lo straniero cambia direzione. Per l'automobilista è impossibile evitare l'impatto. Il nordafricano cade a terra con una ferita alla testa. Sul posto arriva un'ambulanza che trasporta il 22enne all'ospedale, dove, dopo essere stato medicato, viene dimesso. L'avevo previsto ancora l'anno scorso, alcuni mesi fa, avevo avvisato le autorità comunali, vigili urbani, carabinieri, doveva succedere. Il rischio che possano ripetersi episodi simili è molto alto, spiega Cillotto. Queste persone vanno via in bicicletta, che non sono biciclette adeguate per circolare nella strada, sono senza fanali, senza freni e così via. Non hanno giubbetti ad alta visibilità. Fortunatamente l'incidente di sabato non ha avuto gravi conseguenze, ma il timore qui a Zerman è che prima o poi possa consumarsi una tragedia. Succederà di notte, perché qua c'è un traffico notturno che è la fine del mondo, e quando succederà ci sarà il padre di famiglia magari che viene a casa dal lavoro stanco e avrà i suoi problemi perché ha investito una di queste persone qua. Intanto una notizia che riguarda il Veronese, perché i carabinieri della stazione di Colognola dei Colli hanno arrestato per concorso in minaccia e resistenza pubblica ufficiale 2 cittadini marocchini 26 anni senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, uno dei quali già noto. I due si erano presentati ieri a buon mattino presso la Guardia Medica Ospedaliera di San Bonifacio pretendendo la medicazione di alcune ferite da taglio delle quali non avevano intenzione di dare spiegazioni. Quando il medico ha fatto presente che per la prestazione avrebbero dovuto rivolgersi al pronto soccorso, i giovani
non hanno voluto sentire ragioni, prima a parole e poi passando vie di fatto hanno minacciato e aggredito il medico. Una brutale aggressione anche a Vicenza tra extracomunitari davanti agli occhi della gente sconvolta, 2 nigeriani, di cui un richiedente asilo, arrestati, e i vicentini sono spaventati. Liberi, ma con l'obbligo di firma. Il giudice ha convalidato nel tardo pomeriggio l'arresto per i 2 nigeriani protagonisti dell'aggressione tra extracomunitari a Campomarzo sabato sera. Una decisione che farà discutere, e molto. Restano sull'asfalto, nel cuore di una Vicenza ferita nel profondo, ancora le tracce più che mai evidenti di una violenza in continua crescita che sta terrorizzando la gente, che sta rendendo i vicentini prigionieri in casa propria. Una brutalità, forse per motivi legati allo spaccio, prima le parole, poi il pestaggio, i cocci di una bottiglia spuntati da non si sa dove, accanimento, un bagno di sangue, tutto davanti agli occhi sconvolti della gente che in una sera di mezza estate stava passeggiando lungo il centralissimo Viale Roma. C'è chi riesce a filmare alcuni attimi che documentano l'atrocità, noi ve li mostriamo grazie a un nostro telespettatore che ci ha girato foto e video realizzati con il suo cellulare. Vengono fermati i 2 nigeriani, uno di 23 anni ferito gravemente sottoposto a intervento chirurgico e uno di 36 clandestini, quest'ultimo con status di protezione sussidiaria. Intanto tra la gente montano indignazione, rabbia, paura. Mi lasci stare, perché se no dico cose che non... no, ma caspita, immagino che la gente, i vicentini siano abbastanza spaventati e arrabbiati. Non si parla per niente perché non prendono nessuna iniziativa. Le cose vanno sempre peggio, li prendiamo qua e loro fanno quello che vogliono e purtroppo o li mandiamo a casa e ci ritroviamo poi con un afflusso di persone che non riusciamo più a gestire, a controllare, e le persone sono spaventate. C'è chi chiede l'esercito qua a Vicenza. Potrebbe essere una soluzione. Almeno che lo Stato impieghi i suoi soldi, i nostri soldi, precisiamo, in cose utili. Benissimo, anzi anche prima di adesso, per dire, se ci fosse stata forse... L'esercito a Vicenza potrebbe servire secondo lei? No, non serve. Lì dentro è così, devi stare attento e girarci il meno che puoi, tutto qua. Le forze dell'ordine fanno quello che possono, però. Mi auguro che lo Stato faccia qualcosa, perché anche io ho un bambino piccolo, anche solo il pensiero di passeggiare per strada con lui, una passeggiata semplice, con un bambino piccolo, mi tremano le gambe. Lei ha paura, è preoccupato come vicentino, come cittadino di Vicenza? No, io sono preoccupato come italiano. C'è un aggiornamento di pochi minuti fa che riguarda il maltempo, sapete che ha colpito violentemente la nostra regione. Il presidente del Veneto ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale per il maltempo che ha provocato seri danni in varie aree del territorio, in particolare nel Vicentino. L'atto, propedeutico alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, sarà firmato nelle prossime ore, mentre è già iniziata la conta dei danni in contatto con i comuni colpiti. La complessa operazione è coordinata dall'assessore regionale alla protezione civile. Una volta firmato dal Presidente, lo stato di crisi rimarrà comunque aperto all'inserimento delle segnalazioni di danni che dovessero pervenire successivamente alla loro quantificazione, come da prassi in queste circostanze. Questo per quanto riguarda il maltempo, mentre rivediamo alcune immagini in particolar modo di quanto avvenuto nel Trevigiano. Attesissima a 2 Carrare questa sera nel Padovano la fiaccolata di cittadini e istituzioni contro il centro commerciale che dovrebbe sorgere, sapete ormai, di fronte al castello del Cataio. Ma ci sarà un'assenza pesante, quella del sindaco, sul quale, sapete, si è concentrata nelle ultime settimane la protesta di molti. Vi anticipiamo tra l'altro che mercoledì a 20:10 sarà ospite Sergio Cervellin, il proprietario del Cataio, che insieme ai comitati ha dato il via alle manifestazioni ultimamente. Vediamo. Niente sindaco alla fiaccolata contro il centro commerciale. Davide Moro ha scelto la strada dei social network per esprimere il suo parere sulla faraonica struttura di vendita che potrebbe sorgere sul suo comune, appena fuori dal casello di Terme Eugane e di fronte al castello del Cataio. Il primo cittadino ha già spiegato anche ai nostri microfoni come negli anni scorsi il suo comune abbia già perso più di una causa contro il fondo Orion, proprietario dell'area. 2 Carrare ha tentato più volte di tornare sui suoi passi sulla destinazione d'uso dell'area, tentando di annullare la delibera
delibera di oltre 20 anni fa, che trasformò la grande area da agricola a edificabile per grandi strutture di vendita integrate. Perseverare nel tentativo di annullamento vorrebbe dire buttare altri soldi, dice Moro, e trovarsi di fronte a una richiesta d'anni dei proprietari insostenibile per un piccolo comune. In campagna elettorale non ho mai detto no al centro commerciale. Io ero all'opposizione, io e il mio vice sindaco eravamo all'opposizione ed eravamo e siamo consapevoli dell'iter giudiziario di questa opera. In campagna elettorale noi abbiamo sempre detto che questa è una zona da riqualificare, perché come minimo dagli anni 2000 che abbiamo 1,5 chilometri di rete rossa che recinta una zona, l'ingresso del paese, e quindi avevamo detto in campagna elettorale di contattare la proprietà e cercare di limitare il più possibile i danni qualora il proprietario si fosse rifatto vivo. Intanto la fiaccolata odierna contro il centro commerciale attese centinaia di persone, parlamentari e comitati di cittadini. I margini per fermare la colata di cemento ci sono, ha detto nei giorni scorsi la Regione. Il sindaco di Due Carrare non deve però firmare nessun accordo di programma. Moro lo farà? Vedremo dunque, ne parliamo mercoledì, vi ricordo a 20:10 sul quel che accade al castello del Cataio nel Padovano. Intanto le province a rischio fallimento, in Veneto per i tagli ai bilanci e al personale stabiliti dalla legge del Rio. Molti servizi a rischio, anche la sicurezza, dicono. Una lettera al ministro dell'Interno Minniti, a quello delle infrastrutture e trasporti del Rio, ai prefetti del Veneto. La CGIL chiede un tavolo di confronto sui tagli al personale delle province, una carenza di dipendenti che si aggira ormai sul 30% e che può compromettere anche la sicurezza dei cittadini. Un esempio? Il catasto strade e i trasporti eccezionali. Ricordate il crollo del cavalcavia sull'autostrada Milano-Lecco? Noi abbiamo visto negli ultimi tempi anche dei fatti drammatici che hanno coinvolto anche i responsabili delle province con crolli di cavalcavie, tanto per capirci. Il problema è che il catasto strade non è mai stato fatto in Veneto, nonostante i numerosi solleciti anche della prefettura di Padova, perché manca personale. E qua si ritorna al problema precedente, mancano personale, mancano competenze, manca l'ingegnere, c'è una norma regionale che prevede anche il silenzio assenso, quindi potremmo paradossalmente trovarci a vedere transitare dei trasporti eccezionali fino a 108 tonnellate anche su strade dove possono transitarne 44 tonnellate, mettendo a serio rischio anche l'utenza autostradale. A causa dei tagli al personale, inoltre, la provincia di Padova quest'anno chiuderà per una settimana ad agosto il centro per l'impiego di Piazza Bardella. E chi dovesse restare senza lavoro? I lavoratori che perdono il posto di lavoro, che cercano magari una forma di sostentamento, di orientamento, la semplice anche dichiarazione di disoccupazione per percepire la NASPI dovranno aspettare una settimana. Infine i tagli ai bilanci delle province previsti dalla legge proprio del ministro del Rio le stanno mandando in rischio default anche in Veneto. Quello che è drammatico è che la legge del Rio sta andando avanti, i tagli economici le province le stanno subendo e molte province sono ormai a rischio default, a rischio fallimento. I turisti belgi che si lanciano dal ponte di Calatrava, quelle immagini fanno il giro del mondo e sono ancora polemiche. Sono stati immediatamente fermati e identificati dalla polizia locale i 6 giovani belgi, tutti tra i 21 e i 23 anni, autori della serie di tuffi dal ponte di Calatrava ripresi in un video diventato virale sul web. A dare notizie dell'operazione il sindaco Luigi Brugnaro, che ringrazia la Polizia di Stato per il supporto nell'intervento congiunto. Aspettiamo tutti i dati di questi eroi, annuncia sarcastico, per una punizione il più esemplare possibile. Sarà tutto pubblico. Poi lancia un appello al premier Paolo Gentiloni. Palazzo Chigi invoca: approvi la nostra proposta per i poteri penali al giudice di pace. Li teniamo noi in cella per una notte. In attesa di leggi più severe, i giovani protagonisti della bravata messa in atto all'alba di domenica hanno ricevuto una multa da 450 euro ciascuno. È stata inoltre chiesta l'applicazione del DASPO urbano per allontanarli e impedir loro di tornare in città e si sta valutando una possibile azione penale sul pericolo causato alla navigazione. Provvedimenti fin troppo miti, secondo gli arrabbiatissimi veneziani, stanchi di vedere la loro città trasformata in parco giochi dai turisti. Questi quasi assurdi da acciapparli e mandarli sul paese, che non venga più qua a rompere le scatole della gente, perché crea solo che disagi qua e basta. Carcere è vita e buttare via è chiave, non muore di altro.
qui a dare una multa da 30.000 euro prima e insegnargli come si comporta a Venezia. E si è già buttato sul punto dei Guglie varie volte, si è buttato anche sul punto di Calatrava e dopo non fa niente. Poi se sono stranieri non serve niente, cosa fai? L'amministrazione comunale invierà una nota dell'accaduto anche all'ambasciata del Belgio in Italia affinché si faccia tramite presso le autorità locali di un'adeguata campagna informativa e di sensibilizzazione dei futuri visitatori della città. Bravo chi ci capisce qualcosa, parliamo di Antonio Cassano e il Verona, davvero pare non ci sia futuro, ci sono una serie di dichiarazioni anche attraverso i social, al contrario di quanto apparso sui profili ufficiali di mia moglie vorrei precisare, Carolina ha sbagliato, dopo averci pensato e riflettuto alla fine ho deciso, Antonio Cassano non giocherà più a calcio, quindi non lascia solo l'Hellas ma anche il calcio e continuano le cassanate, risponde la società, rimango e rimaniamo basiti per quanto appreso riguardo la presunta mancanza di stimoli di Cassano, nel sottolineare che il calciatore è tuttora un tesserato giallo-blu, voglio altresì ribadire che a Verona il gruppo viene prima del singolo e la maglia prima di qualsiasi calciatore, così il presidente Maurizio Setti continua la telenovela ma pare alla fine. Vediamo invece come sta andando Suoni di Marca che è già un successo. Musica allo stato puro con le emozioni che solo le note possono regalare. Suoni di Marca è tornato ad animare l'estate sulle mura di Treviso, anche quest'anno con un ricco programma di concerti. Dopo 2 giorni di rodaggio nel fine settimana, boom di presenze, quasi 20.000 persone tra sabato e domenica per assistere ai concerti della cantautrice e pluristrumentista Cristina Donà e del cantautore Dente. Ci sono un cuore, 2 capanne. Come ad ogni edizione, oltre alla musica ad accompagnare il pubblico, anche stand gastronomici ed esposizioni, ma quest'anno attenzione ai massimi livelli sul fronte sicurezza con scrupolosi controlli all'ingresso che hanno creato qualche coda, ma alla fine non si sono registrati particolari problemi. Nei prossimi giorni si attendono altri bagni di folla per le star in calendario, ad iniziare da stasera con l'esibizione di Alex Britti, poi grande attesa per il maestro Franco Battiato e per l'idolo dei più giovani, vincitore del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani. Solo il tempo per ricordarvi che questa sera 20:10 c'è il sindaco di Treviso Giovanni Manildo ospite, quindi appuntamento a 20:10. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. L'anticiclone Caronte cede un po' su tutto il nostro paese, sulle nostre regioni in particolare il tempo sarà un po' instabile, vediamo le aree più colpite. Sul Veneto tempo più soleggiato al mattino, salvo addensamenti sui rilievi, ma nel pomeriggio si intensificherà la nuvolosità sulle Alpi, sulle Prealpi e anche sulle pianure centrali con rovesci sparsi e locali temporali. Andrà meglio altrove con più sole. Vediamo anche le temperature previste, le massime risultano essere comprese tra i 24 e i 30 gradi, i valori minimi tra i 14 e i 19 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cieli più nuvolosi soprattutto nelle ore pomeridiane sui settori alpini con locali rovesci e temporali, fenomeni più intensi sui rilievi di nord-ovest, bel tempo invece altrove. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 26 e i 28 gradi, minime intorno ai 15-19 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nubi con locali rovesci o temporali sui confini alpini e sui rilievi nord-orientali del Trentino, sole e bel tempo sul resto della regione. Temperature massime attese sui 29 gradi, i valori minimi previsti intorno ai 15 gradi circa. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti deboli da nord sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.